Regia senza skate. Eppure sembra ieri che abbiamo cominciato e guarda quante puntate abbiamo già fatto. E quanti argomenti abbiamo sviscerato, Carlo, io non me ne rendo nemmeno conto, perché il tempo vola, amici, il Altro che tempo se vola. È come ad esempio quando incontri un amico che ti sembrava di aver visto solo qualche settimana fa, sai? Wow, ciao, Ciao, come stai? Bene? Sì. Beh, senti a casa tutto bene? Sì, benissimo, benissimo. E i bimbi? Il piccolo quest'anno ha appena fatto... I dentini nuovi? Ma che dentini nuovi, la maturità! Guarda che la grande vive a Parigi da 3 anni. Fammi i complimenti perché sono nonno! Cosa? Ma se... Il tempo vola, amico mio, il tempo vola! Altro che... E ti rendi conto ad esempio che sono passati più di 30 anni dalla caduta del muro di Berlino? Che Lady Diana è morta sarà? Dai, guarda su internet. 24 anni! Cosa? Cosa? Ne sono passati quasi 40 dai mondiali di calcio in Spagna! Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Colovati, Cirea, campioni del mondo! Quanti? Tocco a 40! E in quell'attimo ti chiedi, Ma dove sono stato fino adesso? che cosa ho fatto in tutto questo tempo? Era ieri che ti sei fatto la patente. Ora qua, 3 rinnovi. Ieri che sei andata a Milano a vedere il concerto di Duran Duran, no? Che con l'ultimo trasloco è saltato fuori il biglietto. 5 giugno 1987. Ieri. Sposerò io Simon Le Bon. Era ieri che ballavi il tuo primo lento. Il tempo delle mele. Cote però. Era ieri che il sabato sera alle 7 chiamavi a casa. Cabina telefonica, gettone, tlonk. Pronto mamma? Guarda che mi fermo fuori a mangiare la pizza con i ragazzi. E a che ora torni? Dai, prestino come al solito. Speriamo bambino. E allora ti dimenticavi di avere una casa, dei genitori. E insieme ai tuoi amici ti sentivi Ti invincibile. sentivi il padrone del mondo. D'inverno, senza sciarpa, senza cappello. Sì, col giubbotto eternamente aperto perché non avevi mai freddo. Adesso, la prima volta che esci dall'ufficio e dimentichi di chiuderti il cappotto. Resti una settimana a letto col cerotto antidolorifico. E poi sti sabato sera con la pizza, le birre, i pacchetti di E sigarette. via alla festa della tipa della quinta B che nemmeno conoscevi. Ma che ci si imbucava tutti perché eri amico del moroso del cugino della sorella. E le ore volavano, no? Ad un certo punto chiedevi: Fioi, ma che ora è? è le 2:30! No, dovevo tornare a casa E presto. già mentre immaginavi la scenata di tua mamma, uno lanciava. E adesso tutti a casa mia a fare una pasta. Sì! Adesso, già dopo le 9 di sera, se ti dicono facciamo una pasta Ma ti scherzi, che dopo me resta su stomaco. e poi ce l'hai di farro, altrimenti non la digerisco. Perché ormai il tuo sabato sera è questo. Alle 7, invece di fare l'aperitivo, sei al massimo nel parcheggio del centro commerciale che carichi in macchina la spesona settimanale. Alle 9 sei già sul divano che fatichi a tenere gli occhi aperti. E alle 11, quando ti risvegli per andare a letto... Incroci tuo figlio che si prepara per uscire. Oh, ma dove vai? A una festa. A sta ora. Papà, ma su che pianeta vivi? Guarda che il sabato prima delle 2 non succede niente, Ciao raga, ci vediamo domani. Ma a che ora torni? E che ne so, papà, tornerò a una certa. E dici, ma che cosa mi è successo? Che cosa ho fatto in tutto questo tempo? E ti vedi già vecchio, con la badante, la macchinetta elettrica, in casa di riposo. È sempre un sabato. Ma non sera, pomeriggio. E ti stai preparando per la festa. Erminio e Giuseppina, forse consapevolmente, Forse perché non ci stanno più tanto con la testa. hanno deciso di unirsi in matrimonio. Lei, 95. Lui, 83. Un toy boy? Che scena!
figati, no, è una cerimonia semplice. Certo, guarda che Tony Po' ha detto che non viene, ha disdetto proprio all'ultimo. Ho visto stamattina attaccate l'epigrafe. Ha fatto un colpo all'improvviso, pum. Certo, mettere insieme tutti gli ospiti, i 6 ancora rimasti vivi. Con tanto di deambulatori, badanti, flebo, pannoloni non è stato facile. Sì, ma che gioia una volta pronunciato il sì poter stare tutti insieme e mangiare. Minestrone, sogliola lessa e stracchino. E aprire i regali della lista nozze fatti alla sanitaria. E ricevere la bomboniera sulla quale i fidanzatini si sono trovati subito d'accordo. Per tutti un tubetto del cookie. Manca un cubetto.